Trapela qualche indiscrezione sull'indagine della Procura di Siena sulla morte misteriosa di Franca Genovini, una 85enne trovata senza vita il 7 agosto del 2024, che hanno portato all'arresto di due donne, tra cui Erika Cuscela, una 25enne di Taranto residente ad Altavilla Vicentina da alcuni anni. L'ipotesi iniziale di una morte naturale della pensionata fu smentita dall'esito dell'autopsia, che confermò l'assunzione orale di benzodiazepine e tracce di un possibile soffocamento. Per questo gli inquirenti avevano inserito nel registro degli indagati la nipote della vittima, una 37enne della provincia di Siena, e la 25enne residente ad Altavilla. Le due si sarebbero conosciute via internet 3 mesi prima del delitto, scambiandosi informazioni su possibili modalità di portare alla morte una persona senza lasciare tracce evidenti. Per questo erano stati sequestrati telefonini e computer delle due arrestate, su cui gravavano pesanti indizi di colpevolezza secondo il GIP senese. Fondamentali anche le immagini di videosorveglianza di un compraoro, dove le due donne avevano cercato di rivendere alcuni preziosi sottratti nella casa della vittima dopo la sua morte. Sconcertati i residenti di Altavilla Vicentina per la notizia del doppio blitz dei carabinieri, che ha coinvolto a quasi 300 km di distanza anche il comune vicentino, come testimonia il sindaco. Sì, oggi ci siamo svegliati con questa notizia eclatante che, voglio dire, noi come comune o comunque come sindaco abbiamo appreso anche noi, e è una ragazza che comunque vive qui da tanto poco, che non è conosciuta, per cui anche per noi è stata un po' sconcertante la cosa. Certo che ci rimettiamo un po' a quello che le autorità poi valuteranno.